A Favara, oltre l'acqua, manca anche il senso civico dei cittadini, o meglio, in loro non è presente la voglia di essere cittadini attivi, partecipi e fautori delle vicende cittadine e quindi anche del loro destino. Ieri sera l'aula consigliare di Favara era praticamente vuota, nessuno ha partecipato alla seduta di consiglio comunale straordinario e urgente aperto alla città, dove ognuno poteva dire la sua sulla crisi idrica che attanaglia non solo la città chiaramontana ma l'intera Sicilia. Un consiglio comunale convocato per fare il punto della situazione, per vedere quali azioni si stanno intraprendendo da parte di AICA per cercare di tamponare la crisi che porta a turni inumani, a rubinetti perennemente a secco, per sentire come il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione si stanno muovendo, ma anche per manifestare la protesta, il disappunto, le preoccupazioni dei cittadini che non possono attingere al bene primario e vitale quale l'acqua. Invece nessuno era presente, o meglio c'erano i consiglieri comunali, c'era il sindaco e la sua amministrazione, c'era anche AICA con il vicepresidente del CDA, avvocato Nuccio Sapia, e la consigliera dottoressa Carmelina Russello, ma non c'erano i cittadini. Presenti ad onor di cronaca il responsabile dell'associazione Consumer, avvocato Giuseppe Di Miceli. Evidentemente i cittadini non sentono la necessità di protestare o comunque essere parte attiva del loro stesso destino. Il Consiglio Comunale naturalmente si è svolto ugualmente, si è parlato degli invasi vuoti, di fonti alternative, di escavazione di nuovi pozzi, dell'utilizzo per Favara del pozzo del campo sportivo, di autobotti, di nuove reti e di difendere fino allo stremo la gestione pubblica dell'acqua. Ma sentiamo le interviste. È stato un po' triste vedere che la città non ha risposto a questo momento in cui invece poteva effettivamente portare alla conoscenza del sindaco e dei dirigenti AICA le proprie esigenze, quelle che veramente colpiscono in questa crisi idrica. Però noi ugualmente abbiamo voluto affrontare la problematica in un clima di tutta collaborazione. Ringrazio per questo i dirigenti AICA che hanno spiegato in maniera molto dettagliata quello che finora si è fatto, quello che si farà, e devo dire che per Favara sono emerse delle soluzioni che effettivamente daranno, diciamo, un respiro magari tampone, però in questo piccolo in questa diciamo situazione di crisi anche una piccola goccia d'acqua è importante. Oltre uno sfogo mio legato a una serietà da tenere in questo momento, perché la gente è veramente esasperata e non abbiamo sicuramente bisogno di creare ulteriori tensioni, ho spiegato quello che è stato fatto fino ad oggi, quindi i progetti presentati a lungo termine con il raddoppio della nostra condotta, come scollegare il carcere e quant'altro, ma la cosa più importante è l'utilizzo del pozzo comunale, che sta seguendo l'iter burocratico che purtroppo deve seguire perché la burocrazia è un male assoluto, ma che pensiamo, in base alle analisi che già sono arrivate e quelle ulteriori che stiamo approfondendo, di poterlo utilizzare in brevissimo tempo. Che benefici porterà? Questo verrà utilizzato in maniera provvisoria, perché ricordo a tutti che essendo all'interno dell'area di rispetto del cimitero potrà essere utilizzato con una mia ordinanza, assumendomi la responsabilità di quello che faccio, ma in un momento di crisi poi vediamo chi si permetterà per seguire questa mia scelta, in attesa di poter scavare il nuovo pozzo che sarà di fronte all'MD, diciamo così, e che quello, essendo fuori fascia di rispetto, potrà essere utilizzato in piena sicurezza. Quel progetto prevede anche un potalizzatore che ci permetterà di renderla completamente potabile. I benefici: il pozzo fa in maniera normale 20-23 litri secondo, si capisce che se non piove per nessuno, anche le falde ne risentiranno. Anche a poterne utilizzare 15 litri secondo, se possiamo miscelarla tutta con i dati che ci darà l'ASP, potremo dare un respiro immediato alla città. Se considerate che adesso i turni vengono fatti con 40-45 litri secondo e a breve anche di meno, perché già molti invasi sono vuoti, questi 15-20 litri secondo saranno una boccata d'ossigeno per tutta la città. C'è modo di reperire altri litri al secondo con altre soluzioni? Allora, guarda, noi abbiamo già individuato diverse soluzioni, pozzi e quant'altro. Perché ci stiamo concentrando su questo? Perché è un pozzo, questo che abbiamo attualmente e quello che scaveremo, collegato alla rete, cioè che ci permette di poter estrarre e portare direttamente al nostro recipiente comunale. Tutti gli altri pozzi che io ho già indicato e che si possono scavare su terreni comunali
sono pozzi che poi per essere utilizzati hanno bisogno obbligatoriamente l'utilizzo delle autobotte e quindi per adesso è meglio non concentrarsi. Si sta invece cercando di recuperare litri secondo, ad esempio andando a strozzare e chiudere alcune situazioni. Il bocchettone all'ingresso del carcere è pronto, gli autobottisti pure, aspettiamo solo l'autorizzazione di Sicilia Acque per cominciare a rifornire il carcere con le autobotte e scollegarlo dalla rete di Favara. Unita agli interventi fatti da Voltano da me richiesti di mettere delle saracinesche sulla contrada Petrosa, ci permetterà di recuperare, secondo me, almeno 10 litri secondo. Diciamo che c'è una crisi evidente data dal fatto che gli invasi sono vuoti, il Fanaco a breve chiuderà, il Leone è una condizione quasi di esaurimento, quindi il problema dell'emergenza idrica esiste, non si può negare. AICA ha fatto un lavoro certosino in questi mesi per trovare fonti di approvvigionamento alternativi e siamo riusciti a far inserire alcuni progetti nell'ambito della protezione civile e regionale, per cui abbiamo la possibilità in corso di attuazione e realizzazione di alcuni pozzi che saranno utilizzati per fini idropotabili per in circa 173 litri di acqua al secondo, che dovrebbero lenire o comunque contrastare i morsi della crisi dovuto proprio a questa carenza del prezioso liquido. In particolare per Favara che cosa hai messo? Favara abbiamo fatto un elenco aggiuntivo alla protezione civile, ma già abbiamo in corso degli interventi a breve, aspettiamo le autorizzazioni di rito per dare la possibilità di attingere acqua a 2 pozzi vicino al cimitero, di cui i tecnici nostri hanno stimato che ci sia una portata di 20 litri d'acqua al secondo. E in lunga gettata che cosa possiamo dire? Dobbiamo avere sempre l'acqua una volta alla settimana? Questo sistema di approvvigionamento alternativo potrebbe comunque rimanere anche nei periodi successivi, per cui si prospetta la possibilità che Favara abbia rispetto al passato una condizione migliore di distribuzione idrica.